Countdown a 0 per la seconda, cavalli di 4 anni, vincitori da 2 a 10.000 euro in carriera, l'autostart che inizia a raccoglierli. All'1 Galaxy OP, Roberto Vecchione, 2 Gelsi Jump, Manuel Pistone, 3 Jackie RL, Lorenzo Talpo, 4 Gazzi Mill, Antonio Di Nardo, 5 Gilera, Vincenzo Luongo, 6 Gioia Spritz, Andrea Farolfi. Riottosità in fase di allineamento per Galaxy OP, che galoppa, Roberto Vecchione la rimette ma lascia lì un buono da una cinquantina di metri e sarà costretta ad inseguire. Si ritrae dal 6 Gioia Spritz. Partiti. È veloce Gazzi Mill che scavalca quelli all'interno. Al largo c'è subito Gilera che parte bene, in corda Gelsi Jump, poi Jackie RL. Una quindicina di metri più indietro Gioia Spritz che non ha partecipato allo strappo iniziale. Gazzi Mill al comando, al suo esterno Gilera che prova a puntare in avanti dopo un lancio veloce in 14. Gazzi Mill però per il momento replica, sembra intenzionato a correre davanti Antonio Di Nardo, insiste con decisione Gilera che vorrebbe almeno scavarsi un posto in corda, posto che non c'è perché Gelsi Jump tiene il contatto. Riprende in mano allora Vincenzo Luongo per cercare un posto in terza posizione, lì però c'è Jackie RL, allora dovrà sciropparsi il percorso scoperto il favorito. 28,6 comunque i primi 400 metri di corsa, un bello strappo, i 600 in 44,8. Non sempre al comando Gazzi Mill, di fuori Gilera, in corda Gelsi Jump che precede Jackie RL, mentre ha raggiunto gli altri Gioia Spritz che si mette subito di fuori. 59,8 i primi 800 metri di corsa veloci, con i quasi lì Gazzi Mill cerca di ribattere colpo su colpo a Gilera che è al suo esterno, alla corda sempre bene Gelsi Jump avanti a Jackie RL. Alla retroguardia in posizione esterna c'è Gioia Spritz. 15,1 per i primi 600 metri di gara, con Gazzi Mill al comando, Gelsi Jump nella sua scia, Gioia Spritz che si mette in mezzo alla pista. Il parziale della grigia, Gioia Spritz che aggira il calante Gilera a 400 dal palo, frazione della retta di là in 15,3, trova l'anticipo da parte di Gelsi Jump e Gelsi Jump va ad attaccare Gazzi Mill, guadagna di dentro posizioni Jackie RL, a largo c'è ancora Gioia Spritz sul passo, all'ingresso in retta d'arrivo Gelsi Jump è in vantaggio nei confronti di Gazzi Mill, Jackie RL e Gioia Spritz. Gelsi Jump nel finale si allunga per venire a vincere chiaramente nei confronti di Jackie RL, al terzo Gioia Spritz. 1,15,8 lo speed di Gelsi Jump, 31,3 per gli ultimi 400 di corsa. La vittoria di Gelsi Jump, Manuel Pistone per il training di Niccolò Iovinella, i colori della scuderia Jumping. La figlia di Marajà e Vampiria Gifont coglie la sua prima vittoria in carriera. All'alba dei 4 anni vince chiaramente nel finale Gelsi Jump.